Mantenere vivo il legame d'amicizia in nome di Antonio Fogazzaro, una rappresentanza di giovani del comune di Montegalda, gemellata con la città bavarese di Eichstätt, è andata oltre Alpe per rafforzare il legame culturale con la cittadina universitaria collocata al centro dello Stato federato tedesco. Il grande poeta e scrittore vicentino che a Montegalda visse e ambientò il suo romanzo Piccolo mondo moderno descrisse nel 1885 il paese della quercia in Baviera nel suo romanzo Il mistero del poeta. I fili culturali europei sono stati riannodati nel corso del Altstadtfest, una delle più importanti feste bavaresi. Ad Andrea Nardin, presidente della provincia di Vicenza in veste di sindaco di Montegalda, il borgomastro locale ha offerto l'onore di spillare la prima botte di birra. 2 colpi magistrali andati a buon fine che hanno assicurato la buona sorte per tutto l'anno. Un gemellaggio che tra Eichstätt e Montegalda continua nell'insegna dei giovani. 3 paesi europei, Montegalda, Eichstätt e Montbrison, che si riuniscono in questo weekend di amicizia per promuovere quelle che sono le realtà del nostro territorio anche in Baviera. Una realtà sempre più consolidata di questi 2 paesi che diventano sempre più amici sulle orme di Antonio Fogazzaro.